Signori, buonasera a tutti! Grazie, fatemi a voi l'applauso prima che siete qua, io spero che non siete per me. Dai, fatemi sentire un bel applauso. Grazie. Per Galax. Sono emozionato perché io... Allora, se abbassi la musica, se no non si sente la musica. Perché io mi sono trovato in questa cosa mediatica un po' per caso, io non so neanche come è successo, cioè è successo per caso, come è nata questa storia. Io lavoro all'ospedale di Udine da 31 anni, non sono ancora guarito, già lì qualcuno rideva, vabbè. Però giocavo a tennis, finito l'ospedale, lavorare all'ospedale, giochiamo a tennis nei campi dell'ospedale, io ho cominciato a raccontare barzellette anche quando lavoravo in ospedale in oncologia, ai pazienti in geriatria, e ho cominciato a raccontare barzellette e lì con gli amici uno mi ha ripreso, mi ha messo sui canali tematici Facebook, WhatsApp eccetera, poi ha detto proviamo a fare un canale YouTube, facciamo un canale YouTube, e mi ha messo con le mie barzellettine sul canale YouTube. Signori, 1.800.000 visualizzazioni, una roba vergognosissime. Come è nata questa frase? Le barzellette sono del mondo, io racconto barzellette di proietti, bramieri da Porto, me le mandano, robe vecchie del 1968 eccetera, perché come le canzoni le barzellette sono sempre quelle, ogni tanto arriva l'inedita, questa sera una per voi. E allora mi hanno detto però la frase "une robe vergognosissime" io la metto in quasi tutte le barzellette. E l'ospedale militare? Allora, ospedale militare, colonnello deve fare un controllo, adesso partiamo sulle sanitarie. Ospedale militare, arriva il colonnello per vedere come va, cioè questi ricoverati, questi ragazzi, allora arriva il primo, gli fa: tu di dove sei? Un passo avanti. Io sono siciliano di Palermo. Che problemi ha che sei qua? Io ho problemi alle emorroidi. E che cura ti fanno? Mi fanno pennellate di iodio la mattina e pennellate di iodio la sera. E mi trovo molto bene, signor colonnello. Bravo, bravo, grazie. Arriva là, tu dove sei? Sono di Genova. E che problema è? Problemi. Parlano così, bellini. E cosa ti fanno? Fanno pennellate di iodio la mattina e pennellate di iodio la sera. E come ti trovi? Bene, grazie. Arriva là, tu dove sei? Provincia di Salerne, una zona campagna. E che problema? Anche io ho problemi emorroidi, anche a me fanno pennellate la mattina, pennellate la sera con iodio. E mi trovo bene, bravissimo. Arriva l'altro, tu dove sei? Di Treviso? E che problemi hai? Problemi alle tonsille? E che cura ti fanno? Mi fanno pennellate di iodio la mattina? Pennellate di iodio la sera, signor colonnello. E come ti trovi? Bene, devo dire bene, però vorrei che ogni tanto cambiassero il pennello. Petri, non lo sapevi questo.